Due vittime della strada nella notte, un 72enne investito e ucciso a Bagnoli di Sopra mentre andava a teatro, poco più tardi a Sossano, morto un 71enne finito con l'auto nel fossato. Paura a Marcona, auto in fiamme nel garage interrato di un condominio, i vigili del fuoco hanno evacuato le 40 famiglie che abitano nel palazzo, si indaga sulle cause del rogo. Shock a Bruniera dove ieri pomeriggio un 74enne è stato sbranato dai cani di un parente, i familiari non si spiegano cosa possa avere scatenato la furia dei due cani. Due clandestini afghani sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza al porto di Venezia, erano nascosti in altrettanti traghetti giunti dalla Grecia, uno ha solo 15 anni, l'altro 30. Una lite per una manovra stradale, poi un pugno in faccia ed un calcio contro la macchina, accaduto ad Asolo, vittima un 28enne, denunciato l'aggressore. Il prefetto di Treviso ha convocato i sindaci del Piave per fare il punto sulla situazione ad un anno dopo la piena che allagò gli edifici in Golena, in discussione l'incentivo a lasciare quelle case. Ieri l'anniversario della scomparsa per un linfoma di Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, ed ora la sua vita è raccontata in un libro che lei stessa ha scritto e che i genitori e il compagno hanno pubblicato. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, perché quella appena trascorsa è stata una notte di sangue nella nostra regione. Il primo incidente a Sossano, uscito di strada con la sua auto ed ha perso la vita. La vittima è un anziano. Era nella sua auto ribaltata nel fossato lungo la provinciale Berico-Euganea. A notare la potente Alfa 75 in via Monticelli a Sossano intorno alle 2 di sabato un automobilista di passaggio che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e il SUEM. Nell'auto è stato notato il corpo di una persona inerme, liberata immediatamente dalle lamiere. Per lui non c'era più nulla da fare. L'uomo, un 71enne residente a Sossano, non ce l'aveva fatta a reggere i traumi multipli dovuti allo schianto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ed un altro incidente mortale si è verificato ieri sera a Bagnoli di Sopra, dove un 72enne padovano, Giovanni Maran, è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava a teatro. Il tragico sinistro verso le 21:15. Il 72enne, che abitava in zona Ponte Corvo, stava recandosi allo spettacolo al Teatro Goldoni in Piazza Unità d'Italia. Improvvisamente è stato investito dalla Mercedes condotta da un 58enne del posto, che non è riuscito ad evitare l'impatto malgrado il pedone fosse sulle strisce. La dinamica dell'incidente al vaglio, non ci sono testimoni, solo dopo il violento urto alcuni spettatori sono usciti dal teatro per capire che cosa fosse successo. Sul caso indagano i carabinieri. All'automobilista, sottoposto all'alcol test, è stata ritirata la patente. La procura ha aperto a suo carico un fascicolo per omicidio stradale. Ed ora andiamo a Marcon, dove si sono vissuti attimi di paura questa notte per un incendio che ha interessato il garage di un condominio, evacuate 40 famiglie. Ma colleghiamoci subito in diretta con Marcon, con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. C'è ancora fermento qui all'indomani dell'incendio scoppiato ieri sera poco dopo mezzanotte nel condominio di via Mattei 46 a Marcon. Si è trattato dell'esplosione di un'auto all'interno di un garage che si trova sotto queste grate che vedete qui alle mie spalle. Naturalmente le cause sono ancora sconosciute. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzanotte e hanno lavorato intensamente fino alle 5 e poi fino a pochissimi minuti fa. Naturalmente, dicevamo, le cause sono ancora da scoprire. Vi racconto un po' com'è andata. Un residente che era rientrato in casa da poco e che abita al secondo piano, quindi su quella finestra che Sandro vi sta facendo vedere attraverso la nostra telecamera, è andato al bagno e si è accorto, guardando fuori, che si vedevano le fiamme proprio fuoriuscire dalle grate
e il fumo. Immediatamente questo signore, che si chiama Pietro Zanetti, ha avvisato in velocità tutti i condomini, stiamo parlando di 40 appartamenti, 40 famiglie, un centinaio di persone residenti in questo condominio, li ha avvertiti immediatamente, sono tutti scappati fuori, mentre qualcun altro chiamava i vigili del fuoco che sono giunti sul posto poco dopo. Tutti i condomini poi sono stati fatti rientrare nei loro appartamenti intorno alle 4:30 di questa mattina e ora si trovano all'interno dei loro appartamenti. I vigili del fuoco al momento se ne sono andati, stanno facendo gli ultimi rilievi all'interno del garage qui sotto, dove naturalmente noi non possiamo avere accesso, perché si può avere accesso solo con le mascherine, dal momento che l'odore che si sente all'interno ma anche all'esterno, vi assicuro, è ancora molto forte. In ogni caso è stato circoscritto tutto, non ci sono state vittime né danni ad altre automobili o agli appartamenti. Grazie allora Ilaria per questo collegamento. Noi continuiamo con la cronaca, torniamo a Brugnera in provincia di Pordenone per il caso scioccante dell'uomo, del pensionato che è stato sbranato ieri pomeriggio dai cani di un parente ai quali stava portando da mangiare. Un paese sotto shock, una comunità incredula per il dramma che si è consumato ieri pomeriggio in via Livenza, Brugnera. Avellino Corazza è morto sbranato da 2 cani di proprietà di un parente ai quali stava andando a dare da mangiare, come tante altre volte aveva fatto. Non si sa cosa possa aver scatenato la furia dei 2 cani di razza Amstaff quando il 74enne è entrato nel recinto. È stato aggredito, inseguito in strada e poi azzannato a morte. Non sono riusciti a salvarlo i tentativi della moglie Maria Rina Sandrin, accorsa subito e a sua volta ferita dalla furia dei cani, e del figlio Giorgio. Anch'egli è stato attaccato dagli animali, è riuscito a liberarsi, a rientrare in casa dove ha preso il fucile da caccia, riuscendo a colpire il più aggressivo dei 2 cani. Ma anche quest'ultimo disperato tentativo di salvare il padre è stato vano. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai primi soccorritori, sangue dappertutto e brandelli di abiti a mostrare la furia incredibile con la quale i 2 animali si sono accaniti sul 74enne. Sconvolti dal dolore tutti i familiari di Avellino Corazza, la figlia Paola, giunta sul luogo della tragedia dopo essere corsa all'ospedale dalla mamma ricoverata a Pordenone. Mia mamma adesso è sconvolta, impaurita, comunque piena di ferite, però comunque sta meglio di papà sicuramente. Nessuno riesce a darsi una spiegazione della tragedia. Fino a ieri i cani non avevano mai fatto male a nessuno e conoscevano bene Avellino Corazza, che spesso si prendeva cura di loro. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Pordenone, che nelle prossime ore valuterà eventuali responsabilità. Nella villetta di via Livenza intanto resta ora solo il dolore per un dramma incomprensibile che in pochi minuti si è portato via la vita di un uomo. La Guardia Costiera di Venezia ha intercettato 2 clandestini a bordo di altrettante unità traghetto provenienti dalla Grecia. I migranti irregolari, entrambi di nazionalità afghana, hanno 15 e 30 anni. Sono stati fatti scendere dalle navi con la collaborazione della Polizia di Frontiera. Nei loro confronti verranno adottate le misure previste dalla normativa. Torniamo ora con la cronaca a Vittorio Veneto sul giallo della morte di Renato Fava. Uno degli amici più stretti racconta di aver visto il 62enne la sera proprio dell'aggressione che gli costò la vita. Gli ho chiesto se voleva venire da me, l'avrei ospitato volentieri, mi ha detto di no, si sentiva stanco e voleva andare a casa. Qualche giorno dopo ho saputo che era morto. Le parole di Luca Della Giustina, 45 anni, raccontano delle ore immediatamente precedenti alla violenta aggressione che avrebbe causato la morte di Renato Fava. Il giallo di Vittorio Veneto, sul quale stanno indagando i carabinieri dopo la riesumazione della salma del 62enne. Indagini che si stanno concentrando anche sulle frequentazioni più strette dell'ex artigiano marmista. Luca è un vecchio amico di bevute di Fava e quella sera fatale, il 19 settembre, lo aveva incontrato come tante altre volte al bar Porta Fortuna di via Carso a Sant'Andrea. Erano le 9:30 circa, racconta il 45enne, lui era già lì. Abbiamo chiacchierato e bevuto un po' di ombre, era in vena di offrire perché raccontava di essere stato pagato per alcuni lavoretti che faceva saltuariamente. Era tranquillo, un po' alticcio, ma certamente non preoccupato di qualcosa. Un incontro che, stando al testimone, dura circa un'ora
e durante il quale Fava mostra una banconota da 20 euro per far capire all'amico e ai presenti che non stava scherzando, che aveva i soldi per pagare da bere. Un'ora a parlare del più e del meno, prima dentro poi fuori dal bar, fin quando Luca decide di andarsene e offre a Fava l'ospitalità. «No, sono stanco e domani mattina devo svegliarmi presto perché devo lavorare ancora», avrebbe detto il 62enne. Secondo Luca, i due si erano incamminati per il ritorno, ma subito divisi. Fava dunque avrebbe optato, secondo il racconto, per il suo ricovero abituale, i garage dell'ex supermercato di via Carducci, o forse la destinazione era un'altra. Ed è qui probabilmente la chiave del giallo, che nelle sue altre tessere vede un buco nell'attimo dell'aggressione, testimoniato dal borsello e dai fazzoletti di sangue trovati lungo la pista ciclabile. L'altra ipotesi, quella di una brutta caduta accidentale nel tragitto, non convince gli inquirenti vista l'apertura di un fascicolo in procura per omicidio. Poi, quella sera, il ricovero in ospedale dopo che un'amica l'aveva trovato ferito portandolo a casa. Fava che minimizzava e non parlava di agguati, ma la situazione che velocemente si aggravava fino a portarlo alla morte il 23 settembre. I funerali, la sepoltura, le voci sempre più insistenti in paese, i dubbi delle sorelle, la decisione degli investigatori e riesumare la salma per gli esami in corso sui tessuti. Per un giallo forse legato proprio a quei soldi guadagnati ed esibiti con orgoglio. L'estate scorsa era entrato in un'azienda di Zanè fingendo di cercare lavoro, ma dopo aver scambiato qualche informazione con la titolare, appena la donna si era allontanata, aveva aperto la sua borsetta rubandole il portafoglio e dileguandosi. L'imprenditrice se n'era accorta, le sue guide avevano richiamato l'attenzione di alcuni camionisti in attesa di scaricare la merce, tanto che il ladruncolo, vistosi scoperto, aveva gettato la refurtiva sotto un'auto in sosta. Acquisite una serie di testimonianze, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Thiene, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno denunciato alla procura di Vicenza per furto aggravato un 35enne di Schio, già noto per altri episodi analoghi. Una lite per una manovra stradale, poi un pugno in faccia ed un calcio contro la macchina. È accaduto ad Asolo, vittima un 28enne aggredito da un 49enne che è stato denunciato dai carabinieri. Una banale manovra, una lite in strada, degenerata in una vera e propria aggressione. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 49enne di Tezze sul Brenta, nel Vicentino, che la notte tra il 13 e il 14 settembre scorsi, in via Fermi, ad Asolo, è stato protagonista di una lite con un 28enne di San Zenone degli Ezzelini. Futili i motivi del litigio, una manovra stradale che ha subito fatto scaldare gli animi, soltanto che dalle parole il 49enne è passato ai fatti sferrando al ragazzo un pugno al viso che gli ha provocato un trauma contusivo guaribile in 3 giorni. Non contento, ha dato poi un calcio alla macchina del 28enne danneggiando la fiancata destra della vettura. Il giovane è scappato segnalando l'episodio alle forze dell'ordine che hanno ora denunciato il 49enne per lesioni personali e danneggiamento. Nei giorni in cui si ricorda un anno dalla tempesta Vaia che devastò la montagna, il ricordo della sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, che si recò a Rocca Pietore come volontaria per dare una mano, una scelta che allora sorprese per primo il collega sindaco del comune colpito. Questo albergo aveva delle zone interrate e lì ne era entrato una quantità spropositata di fango. Il grosso lo avevano già portato via, quindi noi abbiamo fatto un lavoro di finitura, abbiamo grattato un po' i muri dove era rimasto tutto lo sporco dei muri e poi abbiamo tolto un po' di fango, per esempio sotto dalle cucine dispenser, anche la sauna c'era ancora i resti di tutto sto fango, quindi abbiamo semplicemente pulito. Niente di straordinario. Guanti, stivali e voglia di dare una mano, prima come cittadina e veneta che come sindaco. Lei, Maria Scardellato, si schermisce e dice niente di straordinario, ma un anno fa, a pochi giorni da Vaia, c'era anche lei a presentarsi con alcuni cittadini della sua Oderzo nel comune simbolo della devastazione, Rocca Pietore. E il sindaco di quel paese ci rimase di sasso. Lo racconta lui stesso nel documentario sulla tempesta Vaia che la nostra emittente manderà in onda nell'anniversario del disastro. Si è presentata con 3 amiche con i guanti di gomma in municipio, ha detto senza neanche dire chi era, dateci qualcosa da fare. Queste signore le abbiamo messe in un albergo, in una cantina di un albergo a Bosco Verde a pulire quello che si poteva pulire. Per dire quanto anche un sindaco di una città importante come Oderzo si sia
dedicato al nostro territorio. Abbiamo dato una mano a finire di sistemare, ma loro avevano già fatto tantissimo. Simbolo di un Veneto che si mosse unito per i comuni colpiti e non solo andando a spalare fango. Sono molto orgogliosa, dice Scardellato, di quanto fatto a Oderzo quando tutte le manifestazioni di Natale furono organizzate per devolvere aiuti e fondi. Abbiamo raccolto 62.000 euro, che è una cifra veramente consistente, tutto grazie a volontariato. Giorni difficili da dimenticare. La cosa tristissima era proprio vedere gli alberi per terra rotti come stuzzicadenti, era una cosa tremenda da vedere. Ma anche il ricordo di una popolazione che fin da subito si era rialzata e voleva reagire, riuscendo anche a sorridere. Dentro al bar dove siamo entrati per bere un caffè, per esempio, era già tutto sistemato e il proprietario di questo bar mi ha detto che avevano già pulito. Io ho detto: come ha fatto a pulire tutto? Perché mi ha detto che era appena arrivata l'acqua calda. Ho detto: come ha fatto a pulire tutto? E lui mi ha risposto: con l'acqua fredda ho pulito. E quindi loro si erano già dati molto da fare, avevano già sistemato parecchio. E così al sindaco che, armato di guanti e stivali, andò a pulire dal fango un albergo, resta un desiderio. Vorremmo tornare anche magari così a fare un giro, una cena turistica, perché è quello che loro chiedono: venite su e, come dico, noi vogliamo che riparta il nostro turismo, la nostra accoglienza, e quindi poter riprendere la nostra attività. E quindi sì, dovremmo proprio organizzare una cena, una giornata, una gita a Rocca Pietre. E un anno dopo la tempesta Vaia si tornano a fare i conti con i rischi non solo in montagna ma anche in pianura. Ieri il prefetto di Treviso ha convocato i sindaci dei comuni lungo l'asta del Piave per fare il punto della situazione un anno dopo la grande piena. Immagini di un anno fa, quando al comando dei Vigili del Fuoco di Treviso si organizzava la protezione civile in attesa della piena del Piave. Passato un anno, in questi giorni non siamo nella situazione di allerta e proprio per questo il prefetto di Treviso ha convocato i sindaci per fare solamente il punto della situazione. Tanti gli interventi fatti dentro e fuori l'alveo del Piave, ma tanti ancora quelli che il prefetto ha chiesto di attuare al più presto. È stata ribadita la necessità di rivedere i piani di protezione civile di tutti i comuni, sono emerse una serie di situazioni, le casse di espansione, gli allagamenti, le misure per disincentivare il permanere delle persone nell'alveo. Un tema che soprattutto il sindaco di Ponte di Piave, uno dei più colpiti lo scorso anno, ha fatto proprio. Le persone che sono lì e vanno anche tutelate. Per quanto riguarda le altre, per esempio con il bando che abbiamo fatto rispetto anche alle caseate, abbiamo dato la possibilità a chi vuole uscire di poter partecipare a questo bando. Altro grande tema è l'assetto idrico del fiume, con interventi sia di tagliopiante che di riposizionamento del fondo ghiaioso. Interventi che grazie alla Regione Veneto è stato possibile e partiranno nei prossimi mesi, proprio quello di sistemazione e rialzo arginale. Ma è tutta la Marca costantemente monitorata per possibili criticità geologiche, partendo dalle frane in Pedemontana per arrivare alle possibili esondazioni della Bassa Trevigiana. Su tutto, ha ribadito il prefetto al termine dell'incontro, ci deve essere una maggiore informazione ai cittadini. Quindi comunicare bene, rendere edotti, usare un linguaggio anche che sia facilmente accessibile, quindi tradurre quello che è il linguaggio scientifico in un linguaggio semplice, di modo che ognuno sappia esattamente cosa deve fare per la propria incolumità. Linea alla regia, ora pubblicità, a tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3. Ieri ricorreva il primo anniversario della scomparsa a 38 anni di Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave. Domenica alle 18:30 la famiglia la ricorderà con una messa nel Duomo di Oderzo. Ed ora la vita di Sara è raccontata in un libro che lei stessa ha scritto e che i genitori e il compagno hanno pubblicato. Passano alcune musiche, ma quando passa in una terra tremera. È un vuoto che non si può colmare. Diciamo che insieme con la famiglia, con i genitori Walter e Nicoletta, stiamo portando avanti un po' quello che Sara ci ha lasciato da fare e lo facciamo col cuore. Se n'è andata un anno fa Sara Anzanello ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del compagno, Walter, dei genitori, ma anche nelle migliaia di fan che l'hanno applaudita sul parquet di tutto il mondo, apprezzando le doti sportive di una ragazza, straordinario talento della pallavolo, ma dotata anche di una rara umanità. Io mi ricordo quando andavo a vedere le partite, quando lei giocava a Novara e anche a Villa Cortese,
era sempre l'ultimo a venire fuori. Ma Sara, dicevo io, 400 km da andare a casa, ma sai, io non posso lasciare i miei fan senza l'autografo, senza il selfie, senza cioè lei aveva sempre qualcosa per tutti. Tra le tante cose che Sara ha lasciato, una è destinata ancora a toccare il cuore di tutti, ma anche di chi la pallavolo non l'ha mai seguita. Chiamatemi ancora Anza è il libro che Sara ha cominciato a scrivere nel 2013, dopo il trapianto, di suo pugno, perché voleva essere lei e raccontare la sua vita. Ho preso niente altro che gli scritti di Sara, tutti quelli che lei aveva fatto, quindi tutti gli appunti, le agendine, anche a computer. Abbiamo riunito tutto e quello che si legge qua non è altro che come se fosse la penna di Sara che sta scrivendo. E così Sara si racconta dalla passione per il pianoforte da bambina, la pittura da adulta e poi l'incontro con la pallavolo, il successo ed il suo nome che entra nella leggenda del volley femminile. Un'eredità che dà alla famiglia la forza di andare avanti. Ci fa forza anche a noi l'impegno che ci ha lasciato lei da fare, da portare avanti il libro, i quadri, i contatti con tutta la gente che ci scrive. Quello è una verità grandissima. Se non avessi queste cose non potrei sapere come andrebbe a finire. E se ti dico un'altra cosa, il libro non può finire di leggerlo. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La cultura oggi apre a Palazzo Zabarella a Padova la mostra Van Gogh, Monet e Degas con i capolavori che arrivano dalla collezione Melon, oltre 70 opere davvero spettacolari. Vediamo. La collezione Mellon, ora al Virginia Museum of Fine Arts, fu formata dal gusto sicuro, personale e raffinatissimo di Paul Mellon e di sua moglie Bunny, non solo ovviamente ricchissimi, ma anche pronti a condividere le loro bellezze con chiunque volesse apprezzarle, come può capitare a Palazzo Zabarella di Padova per i visitatori della mostra dedicata ad oltre 70 opere della raccolta. E va detto che le opere sono tutti capolavori, ciascuno degno di copertina, di catalogo, e Paul veniva da una delle famiglie più ricche d'America, ma il suo gusto non era per nulla eccessivo, aveva il dono dello stile e della coerenza e questo appare nelle sue scelte. Il campo era quello dell'arte francese e rifletteva le passioni della coppia, cavalli, barche, mare, giardino, fiori, la serena intimità degli interni, Manet, Monet, Degas, Renoir, ma anche Gauguin, Matisse, Van Gogh e Braque. Ma al di là dei soggetti e della capacità di creare una collezione da museo in casa propria, i Mellon avevano una poetica tutta loro, privilegiavano quadri di piccole e piccolissime dimensioni, sostenevano non a torto che in questi piccoli dipinti fosse racchiuso, come in una pregiata essenza, tutto quello che poteva raccontare l'artista, la cui grandezza non si misurava di certo nei metri quadri di tela. Paul e Bunny Mellon, che erano in stradale sintonia per quanto riguarda le loro scelte, erano d'accordo nel preferire, privilegiare rispetto ad opere di grande formato dipinti a volte anche di piccole dimensioni, perché erano convinti che vi risaltasse meglio la mano, l'anima in qualche modo dell'artista. Possedere questi dipinti, diceva Paul Mellon, significava anche provare la gioia subliminale di sapere che un giorno sarebbero stati ammirati e amati da moltissime persone. Niente di più vero. Ed ora un concerto che sarà un vero e proprio inno alla vita. A dicembre dello scorso anno mi trovo all'inaugurazione di una mostra d'arte. L'autore che esponeva i suoi lavori è stato mio compagno di classe, non solo, ma ha avuto prima di me l'idea di avventurarsi in questa misteriosa sindrome che è la SLA. Con il suo combattere costante, trasmette in coloro che gli sono vicini la voglia di vivere, di godere del presente.
A Natale scorso ho parecchio riflettuto su queste tematiche, fino a giungere al desiderio di ritornare a fare musica, con l'intento di richiamare l'attenzione delle persone su queste malattie neurodegenerative per le quali la ricerca appare ancora lontana a fornire delle valide risposte. Così Fabio Cusinato, 54 anni, maestro di musica e figura di spicco nel panorama concertistico veneto, affetto da SLA. La mostra a cui accenna è la personale di Daniele Marcon, l'artista che con Cusinato condivide la stessa patologia e che noi abbiamo incontrato in più occasioni. Da Marcon Cusinato ha attinto la forza di vivere, l'amore per la vita nonostante la malattia, la voglia di non arrendersi, di combattere sempre e comunque, tirando fuori le bellezze che ogni essere umano custodisce. In questo caso la pittura per Marcon, la musica per Cusinato. E allora il maestro ha deciso di rimettersi in gioco, dirigendo un concerto in duplice serata domenica 3 novembre e in via eccezionale sabato 2 novembre alla chiesa di San Francesco a Bassano, assieme agli amici di Musica Riservata e agli invaghiti del torinese. Dixit Dominus, arie che un giovane Handel scrisse in uno dei suoi primi viaggi d'Italia, musiche molto complesse di difficile esecuzione che saranno una vera e propria sfida per tutti gli artisti, a cominciare dal direttore, il maestro Fabio Cusinato. Ma il bello delle sfide sta proprio nel farci sentire davvero vivi e colmi di emozioni. Molte persone colpite da gravi malattie perdono il significato della vita. Malattie come questa riescono a distruggere dentro, riescono a far perdere la speranza. Ognuno di noi ha una ricchezza nascosta che spesso emerge paradossalmente proprio nella prova della sofferenza. Questo è il nostro grido che esprimeremo i prossimi 2 e 3 novembre. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci, buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. Alta pressione dunque sarà un sabato all'insegna del bel tempo e di un clima davvero molto mite. Vediamo nel dettaglio la situazione del 26 ottobre. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, specie sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 22 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto e cielo sereno. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11 gradi, le massime tra i 23 e i 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.